Beh, storie importanti, storie interessanti, di giovani che hanno mostrato la faccia. Lo ha sottolineato l'assessore alla salute e alla disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che quest'oggi è intervenuto alla seconda giornata regionale dedicata ai caregiver, che si è sviluppata con numerosi e qualificati contributi negli spazi dell'Auditorium Comelli presso la sede di Udine della regione Friuli Venezia Giulia. Il convegno, promosso dalla regione, ha affrontato un fenomeno diffuso ma ancora molto poco noto, quello del giovane caregiver. Riccardi ha ricordato quanto importante sia l'attività che in Friuli Venezia Giulia gravita attorno al terzo settore da parte di associazioni e sodalizi sociali che lavorano attorno e per le famiglie. Che hanno raccontato le loro storie e hanno fatto capire quante ancora barriere bisogna abbattere. La garanzia di poter studiare facendo il caregiver nei confronti o di un fratello, di una madre, di un padre, di un parente stretto, il rapporto di lavoro, i limiti determinati dalla necessità non programmabile di dover accompagnare nell'assistenza alle persone care. Cioè ci sono tutta una serie di attività e di misure che possono essere applicate per migliorare questa condizione che vede anche i giovani assumere questa responsabilità, a volte anche rischiando di non aver vissuto quella parte della vita da giovane, ma essere costretti a diventare adulti subito. Niente su di noi senza di noi ed è la partecipazione.